Son qui fra le tue braccia, amor, avvinta come l'evera. Però che bello che arrivare nello studio e che nessuno... Sono sola, ma devo fare il mio lavoro, che è quello di fare la pulizia come tutti i giorni. E aspetta che tiro sul fiocco qua, che è tutto bello colorato. Devo pulire anche la telecamera, prima che... Ho cercato, ho cantato nei corridoi, ho cantato là in fondo. Qui sono passati tutti gli artisti e io volevo non far sempre le pulizie, ostrega. Volevo cantare anch'io una volta, ma chissà che non possa. Certo, mi piace. C'era quella canzone che canta quella cantante un po' anziana con i capelli rossi, quella bella canzone, chissà. Ma non mi daranno mai la possibilità. Boh. Mi toccherà pulire per tocche qui, però facciamo tardi e fra un poco deve andare in onda la trasmissione. Io so che mi ricordo che l'ultima puntata, se no domani ritorno qui perché sono troppo affezionata a questo studio. Ma non arriva nessuno, qua comincia, non arriva nessuno, comincia la trasmissione. Dai, dovete venire, la trasmissione, la comincia. Buon pomeriggio, benvenuti su Rai 1. Siamo arrivati anche noi in studio con questa grande amica Milva. Devo dire che è un regalo che mi ha fatto, non mi aspettavo un'apertura così bella per l'ultima puntata. Allora, guardate, ci stiamo avvicinando galoppando alle 1500 puntate. Credete, veramente una cosa per... Vediamo le 24 canzoni tra quelle più belle del mondo che abbiamo preso e siamo riusciti a fare qua nel nostro concorso che è durato veramente per un sacco di tempo. Vediamo come si sono piazzate. Stavolta avremo i risultati. Partiamo, grazie, vai! Che risplendi al sole d'oro, ma perché ti illudi di sognare, tutto svanisce e muore. Passeggiando per la via che cantava mio dolce amore, di così speranza mia, con i tuoi baci mi cuore. Ai città perché tu non vuoi da me, ma meno svegliatevi bambine e le cascine messe in aprile fai roba al cuore. Pensami tanto intensamente, con il corpo e con la mente, come se io fossi Ridere così giocondo, ridere delle follie del mondo. Oh gitano, perché non rimani stasera per la nuova avventura, poi domani partire. Parlami d'amore, la mia vita, tu. Non ero stanco, scende la sierra misteriosa, sul suo cavallo bianco, spicca la vampa d'una rosa. piccola bimba del cuore, l'amore. Quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'è. La campana fa don din do, la campana di mezzodì. Perché il vento la sera pare che carezzi il mio bene. Mamma, mormora la bambina,
di pianto agli occhi. Arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. Biondina capricciosa che bambina trullala, tu sei la stella del primo amore. Ti amo, ti vedo, ti sento e ti suono. Mia piccina in un suo vecchio libro di latino Dal suo dolce amor sussurra ogni ora così. Con fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'oro. Quelle rose non hanno più vita come i sogni di mia gioventù. ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò, con te vivi mare, con te vivi mare. Eugenia ha vinto Lili Marlene, bellissimo. Sono molto contento. Veramente, è stata bellissima, ma è incredibile. Pensate che non immaginavo, perché io vi confesserò una cosa, sai, non l'ho vista la classifica perché la stavano ancora computando ieri, non era finito, quindi ci sono stati dei cambiamenti pazzeschi, canzoni che hanno battuto altre e non me l'aspettavo, non immaginavo davvero che fosse arrivata così, quindi è stata una bella sorpresa. Quando si parla sempre di Lili Marlene, a volte dicono ma è una canzone che è legata, essendo legata al periodo della guerra, anche a dei momenti tristi. Non pensavo che avrebbe battuto tutte le canzoni in questa, però a questo punto facciamo una cosa, Eugenia, tu l'hai cantata un sacco di volte, visto che abbiamo colei che di Lili Marlene è la, che facciamo colei che la porta nel mondo, mi piacerebbe, Anche lei. sì, ma noi Poi la canterà naturalmente avendole interpretato. Ma io ti ricordo, un attimo solo, ti ricordo che in una delle tue prime trasmissioni di queste trasmissioni io cantai Lili Marlene perché fa parte di un mio disco che si chiama Canzoni fra le due guerre. Sì, e è poi l'apertura e la chiusura di questo disco. straordinario, devo dire. Quindi Per cui, sono felice allora, anch'io, per me e per te naturalmente. ok, allora Milva, Lili Marlene, la canzone che ha vinto. Tutte le sere sotto quel fanale presso la caserma ti stavo ad aspettare, anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò, con te li rimane, con te Lili Marlene. Unser beider Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wer wird bei der
Laterne steht, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Dammi una rosa da tenere sul cuore, legala col filo dei tuoi capelli tuoi, forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi? Lili Marleen, a chi? Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, bebt mir wie ein Traum dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Milva, grazie mille maestro Righello. Grazie maestro. Grazie. Devo ringraziare l'orchestra Tutta perché l'orchestra. finalmente per la prima volta sono riuscita a cantare accompagnata da questi magnifici musicisti. Grazie, grazie. Grazie. Veramente Grazie. E naturalmente dal vivo, non come gli imitatori, che erano tutti in playback. Ma poi è Grazie. bello sentirla nelle due versioni. Sei stata In bravissima. italiano e anche un po' ricordare l'origine della canzone. Milva, grazie. Che posso farti un grosso... Niente, quello che fai va bene. Grazie. Anche a te. Grazie Milva. Buonasera. Prego. Va bene, qualche secondo di pubblicità e poi ci vediamo subito dopo. Qualche secondo soltanto. Cioè, scusami, non volevo, ma ti ho vista un po' da lontano, ho detto, accidenti, che bella donna. È Assomiglia bellissima, moltissimo. è bellissima. Complimenti. Viene sempre. Dimmi, Mo Paolo, come Allora, ti senti tu? Dovrei farti un'intervista. Ma sai che ti devo dire che l'ultima Essendo puntata lui, è come, soprattutto questa trasmissione qua, ti dà la sensazione di essere... Hai presente l'ultimo giorno di scuola elementari? C'era questa cosa, cioè la voglia di passati fare, tanti di fare anni. le vacanze, no? Ti viene la voglia di fare le vacanze e dire finalmente arriviamo, ci riposiamo un po'. E d'altra parte sei la nostalgia perché dici oddio adesso Già, non sarò no, più qui. La non paura vedo della più nostalgia, loro. perché ancora non la puoi provare. No, Da cioè, domani comincerai a sentirla. Allora, la tu invece, nostalgia. tu cosa fai adesso? In giro per il mondo, dappertutto continuamente? Non dappertutto, non voglio essere così Dai, dimmi presenzialista, ma che discorso. Ma non mi ricordo i luoghi. Ma sì, dove devi vado. andare in Grecia, giusto per Beh, dire. cioè, queste sono le prossime tournée. Beh, Salisburgo? Sì, mi hanno... Beh sì, Salisburgo sì, ma oggi mi hanno offerto al Musikverein a Vienna nel 2002, nel giugno del 2002, che è una delle manifestazioni più importanti Che ci siano. di musica. E siccome io sto preparando, anzi ho appena finito un disco con l'orchestra Haydn di Bolzano, dove canto solamente canzoni in lingua francese, sono 6 grandi autori, fra i quali Brel, Aznavour, Becot. I grandi. I grandissimi. Piaf naturalmente, perché è nelle mie corde, nel mio cuore. E Juliette Gréco. Abbiamo appena terminato questa serie di concerti, sempre a Bolzano. Bolzano mi sta adottando e quindi lavoro moltissimo. E
stiamo progettando una tournée sia per la Germania sia soprattutto per l'Austria. Ma hai anche un disco tedesco in uscita, giusto? No, il disco tedesco esce il 6 di novembre, no, scusami, di settembre. Vabbè, E quindi avrò praticamente- 2 dischi in uscita. Ma questo delle canzoni francesi è quello che ti sta nel molto cuore. bello. Me lo molto. porti quando appena Te lo ce l'hai? mando questa sera. Perché? Con un pony. Giura, è una C'è promessa. mica bisogno. Così lo Io può- mantengo le promesse, vero ragazzi? È vero, mi hai portato, mi ricordo, Pagador de Promessas, addirittura dal Brasile me l'hai Brasile, portato. sì. Mi ricordo questa cosa. Senti Milva, ma tu, lo so, Sì, beh, è è un carino. po' delicata questa qui, No, è perché carina. dicevo l'ultima puntata devo stare un po' morigerato, ne ho messa una che non si noti, di cravatta, questa passa un po' inosservata, La no? prima, la parte superiore. Il finale è giusto che sia allegro. Senti una cosa, Dimmi. Milva, parliamo delle tue vacanze invece, che non fai mai, perché in realtà poi non le è strappi, vero. no? Qualche Ste vacanze. volta faccio vacanza, esempio, però non vado alle Seychelles, non vado alle Maldive. Dove vado vai? a Cesenatico, per dire. Cioè, beh, bellissimo Cesenatico, Sì, voglio è dire, aria di famiglia. ma per gli italiani un po' meno, amano andare all'estero. E invece io desidero passare una settimana con il mio compagno, con il professore, a Cesenatico, dove lui è nato. E poi andrò una settimana a Bormio, mi piace molto la Valtellina, si mangia molto bene, si beve quasi meglio e c'è un'aria meravigliosa. E poi passerò qualche giorno nella mia casa di Como, quindi prima di andare in vacanza all'estero cerchiamo di conoscere bene il nostro paese, è vero che ci offre tante bellissimo. possibilità. Ma poi c'è più aria di casa nel nostro paese. Ma ci sono delle cose, insomma, io ho viaggiato molto, ma veramente, non lo dico per... il nostro stivale è meraviglioso, è compatto ma è pieno di cose. Dopo 100 chilometri hai un'altra immagine, totalmente diversa. Pensa le nostre regioni come sono diverse l'una dall'altra. Stupende. E io penso che gli italiani dovrebbero conoscere un po' meglio questo nostro paese, È verissimo. che è bellissimo. Senti, tu Beh, Cesenatico è Cesenatico. Io sono nata a Goro, anche Goro è favolosa. A proposito di Goro, sì, tu- sono appena stata. Anche Gorino, sì, ma sono stata anche a Gorino poco tempo fa, prima delle elezioni. senti, perché lì a Goro c'è ancora un gran lavoro che tu stai facendo, no? No, io non sto facendo, sto Beh, stai contribuendo. certo. Ma mi sembra doveroso, perché sono morte 5 persone, questa è una cosa molto triste. Però ci sono chi è rimasto senza casa. Non avevano più il cambio delle calze, sono saltate terribile. per aria tante abitazioni, e quindi io ho cercato di aiutare e sto cercando ancora. Non sarà semplice ricostruire, se ci mettono più di 10 anni a ricostruire il teatro a Venezia, e parlo di un teatro dove ci sono dei fondi enormi, pensa a un paese come Goro, ci vorranno molti anni, quindi facciamo di tutto per aiutare. Senti, quando vai a casa, no? Quando vai a Goro Sì, praticamente, sono appena stata, come ecco, quando vai lì, che sensazioni hai ritornando per le strade dove sei cresciuta, dove hai avuto i primi amori, dove probabilmente hai... No? Non lì? Sì, anche, non dico proprio ragazzina. Ragazzina sono quegli c'era. amori così più Piccoli, immaginati piccoli, quelli che belli. non vissuti. E perché ero proprio una ragazza, sono partita da Goro, avevo 17 anni, però l'abbiamo già detto tante volte, non vorrei neanche annoiare il pubblico. E ritorno con sempre una grande tenerezza nei confronti del mio paese, e però lo sento anche un paese con una grande forza, una volontà di lavoro. Esempio, sono stata al porto e ho visto questi carichi immensi di vongole, di cozze che andavano in Spagna, in America, in Giappone, e stanno lavorando come dei pazzi. Quindi saluto tutti i miei conterranei di Goro, che sono grandi lavoratori, meravigliose persone. Senti, adesso invece recentemente, l'ultima volta abbiamo parlato appunto del professore, il nuovo amore Dai, che ma entra... non dire così. Ma sì! Ma non mi piace di il nuovo amore. Perché, Quello che pensa, durerà tutta la vita, magari. Il professore potrebbe anche risentirsi, perché il nuovo amore. No, il nuovo dice significa- quanti ce ne sono stati prima? No, non è giusto, è vero. Bisogna essere un pochino più sottili. No, io devo dire, il nuovo amore per dire quello che ti riporta... È il mio compagno, Sì, che ti riporta la Ed è una la persona, come ti vita. ho detto, nato a Cesenatico, professore di tedesco. Sì. In 2 università. Una persona straordinaria, dolcissima e piena di rispetto per il lavoro altrui, cioè per il mio, in questo caso io ce l'ho per il suo.
rispetto e non solo, un affetto straordinario ed è quello che spero, proprio penso che sarà il compagno Quello vero. della mia vita. Senti, però, cioè Milva, del finale però- della mia vita. sì. Però, Milva, voglio dire questo, siccome tu sei una persona che si è poi sempre dedicata anima e corpo proprio al lavoro continuamente, ma anche non lui. credi, ecco, ma non credi che invece sarebbe il momento di cominciare a mediare? Cerco. Cominciare a dire... No, a diverse qualche cose. volta, Ma sì. nonostante, non lo so che cosa è successo, che cosa sia successo. Fatto sta che 20 anni fa io ero meno cercata. Proprio questa mattina è arrivato un fax importante per debuttare in America. E io non ho più i 30, i 40 anni, ne ho 60 Lo so, e ma anche l'amore- qualcuno di più. Ma l'amore però deve... Ma sì, certo, l'amore va vissuto. Ma perché va vissuto se- un sentimento anche a distanza. Ma non credi- L'importante è che sia dentro Ma di ti noi. ricordi che c'era in Eva contro Eva? Sì. C'è un bellissimo... Che volevo fare, io naturalmente volevo fare la Eva certo, anziana. Quella la- giovane, devo cercare una giovane attrice. Senti, però, Sì. appunto, voglio dirti questo, in Eva contro Eva, Margot Channing, la protagonista, Sì. no? Si mette a un certo punto vicino al pianoforte, mentre c'è il pianista che sta suonando il sogno d'amore, no? E lei comincia a fare questo racconto della cosa di cui parliamo noi, cioè dicendo, tutto sommato, sì è bello avere una carriera, essere importanti, No. avere grandi ritagli, no, ma per noi sì, stessi, sì, voglio sì. dire, e poi dice però, nelle sere d'inverno ti resta soltanto un libro di fotografie. Ma cosa Questo dice dicevo a lei. Muti, esempio, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra? Lo salutiamo, anche un amico tra l'altro, Ecco. lo ammiro moltissimo. Che cosa ha detto e continua a dire Muti? Che nel nostro mestiere viviamo una vita di solitudine, cioè quando abbiamo terminato il lavoro sul palcoscenico ci ritiriamo nella nostra stanza. Chi ha voglia di stare in compagnia sta in compagnia, chi ha voglia di ritrovarsi da soli per ritrovare. Ma tu adesso ce l'hai la possibilità della tua vita a due? Credo che mi annoierei sempre. È bello ritrovarsi dopo un periodo di distanza, di lontananza. Faremo un po' di vacanze insieme, ma certo. No, questo non si può fare. No, Perché no, quando si è giovani ci si deve fidanzare, sposare, avere dei rapporti stretti, molto. Ma quando si diventa maturi, ognuno di noi ha bisogno di uno spazio, della propria libertà. E naturalmente abbiamo anche bisogno di ritrovarci, ma per ritrovarci con gioia bisogna che ci sia stato po' un degli momento spazi. evidente. Senti, tua figlia cosa... E come hai detto? Molto saggio. ha detto. Molto, sì, ma non lo so, non so se è molto saggio. Ma non lo perché, so, perché va non sta a salvato me. anche... Io parlo va per me. salvato- C'è l'artista che c'ha dentro nel sangue come lei. L'arte, sì. L'arte non può, il primo grande amore è quello, è l'arte, non può staccarlo. Ha bisogno anche dell'altro. Evidente, Però sì, potrebbe, perché i fare sentimenti. potrebbe fare a meno dei sentimenti, ma non dell'arte. No, i sentimenti Sì. sono Lei li ha importanti. conquistati i sentimenti perché, No, per sono esempio, una guarda, persona che guarda con ho sua dei figlia che rapporto grossi straordinario ha. rapporti importanti, quello è la diverso, famiglia, no? La famiglia, sì. mia figlia e anche il compagno. Ho dato Penso- molto penso spazio. che sicuramente la figlia Quando mi viene sono prima di tutto. sposata, avevo detto a mio marito, che era Maurizio, dissi: Maurizio, adesso voglio fare la moglie. E lui mi disse: è un peccato, perché tu hai un grande talento. E lui mi spinse. Aveva ragione, aveva ragione. Lo so. Fatto bene. Mediamo. Va bene, senti, facciamo una cosa, adesso ci siamo avviati su discorsi molto seri, però invece è una puntata allegra, sai che abbiamo delle imitazioni tue, da Noschese, dalla Martorella, dalla da Tagore. le vogliamo guardare? Se al pubblico fa piacere. Ok, naturalmente. ecco qua. A me piace. Chi è? Senti, po' di senti, adesso voglio dire, io ti ho visto, l'interpretazione eravamo tutti colpiti, onestamente eravamo là perché era magica il modo come ti muovevi ed è un termine abusato quest'oggi, però in questo momento ci voleva e ci colpiva moltissimo. Però ovviamente anche tu hai delle caratteristiche che hanno colpito moltissimo gli imitatori. Ti hanno imitato la Goggi, Goggi, certo. Nosche, anzi facciamo una cosa, guardiamoli un po', Milva, vista dagli imitatori. Vista da alcuni? Come pochi al mondo
sono io. Questa mia voce all'ombra di un ruggito, e pochi solo vi presenterò. Da troppo tempo vi torturo questo sì, per ammanirvi pizze come questa qui, impegnatissima a futur, sono la piatti Pontedere, sembro la mamma di Asnavur. Frequento Strele e il ruzzante Siberò, poi faccio l'ospite d'onore nello show. Tu dici e piantalo allo stro, non devi illuderti però, questo piacere non te lo do. Spoglio questo cavolfiore per sapere bene io quest'anno cosa devo fare. Dramar, non dramar. E cerco dentro il cavolfiore la risposta a questo dubbio che io ho. Cosa farò? Dramar, non dramar. Vorrei saper se devo fare bref, se devo andare con le strele che mi chiama. Mi chiama. Sempre con il cavolfiore passo le mie ore per sapere se devo fare il drama. E drama, oh mamma. Era ancora l'epoca in cui ti imitavano per il fatto che dicevano della bocca. Per la mia bocca, certo, che è sempre risate. stata considerata molto Colpita, grande, sì, e che poi poi non l'ha fatto invece. non lo so, però Era la vocalità tua, forse in quel momento, in quel periodo cantavi e si vedeva come la muovevi. dipende anche da come sei, da come sono Le le riprese, riprese, sì. naturalmente, se ti mettono e poi ma abbi pazienza, adesso lasciamo perdere la bocca, i capelli è sempre un altro gesto, Sì. no? Quello dei capelli. Che buttavi giù così, sì. Sì, E quello era ringraziavo. molto bello, Sì, però. e difatti la Goggi mi imitava molto bene. Certo, Noschese siamo stati amici sin dall'inizio perché lui era nella tournée delle Voci Nuove. Le Voci Nuove eravamo in 7 perché poi facemmo una tournée. Ma c'era anche Noschese insieme? Certo, Ma Noschese pensa. facevano Noschese, Lasteni, Pandolfi. Tutti questi a Pisu erano tutti gli attori della prima parte e noi facevamo la seconda, noi 7 Voci Nuove, che poi vinsi io il concorso, Certo. come abbiamo già detto prima. E dicevano Noschese era un grandissimo imitatore, straordinario. Evidente che la differenza fra la Goggi, che imita più I gesti, più, sì. essendo lei poi una donna soprattutto, ecco, devo dire che la Goggi ha una voce magnifica, avrebbe potuto essere una grande cantante. E quindi, sai, quando poi gli artisti, in questo caso, quando anch'io sono stata imitata, io penso che sia stato un riconoscimento, cioè certo. diventa Ma importante ma essere, scherzi, sì, ma scherzi. anche se poi fai ridere. Ecco, allora, io però, vieni qua, perché noi abbiamo un vocista. Complimenti a questa imitatrice straordinaria, La Martorella, Martorella. è bravissima, la veramente Gianna. straordinaria. Beh, qualche volta mi imita, perché Dunque, sì, ti ha imitato, ti ha imitato una volta. Abbiamo fatto... sono curioso. Sì, dai, parecchie volte. Diverse volte. Prova a imitare la voce di Milva. Naturalmente è una bellissima giornata per me essere qui, sono felice. Naturalmente. Però, sì. Beh, Tu un'imitazione. dici che, sì, certo che l'imitazione, non può essere. Ci sono colleghe che sono più facili da imitare. Molto La mia facili. voce è un po' particolare, quindi è un po' più difficile. Comunque, bravissima. Ma lei è- Complimenti. Complimenti. Certo, la seduta è un po'.
E altri imitatori si sono sempre fatti aiutare dal trucco, certo. dai vestiti, mentre lei naturale è straordinaria perché riesce ad entrare addirittura solamente con la voce nel personaggio. Bravissima, complimenti. La ringrazio. Allora, Detto da lei, Ma tu, detto da lei è... voglio dire, tu hai È un studiato complimento, recitazione, poi, a parte che tutto quello che hai fatto, voglio dire, all'inizio, inizio. Ma non no, hai- ma cosa vuoi che abbia studiato? A Goro non c'erano scuole, non c'erano neanche non c'erano le medie, non si finivano neanche le elementari quando io ero bambina. Sì. E sono andata a finirle a Bassano del Grappa in collegio, ma questo è una vecchia storia, ormai credo che la sappiano tutti. Sì, ma e quale recitazione avrei No, dovuto... perché hai una dizione così bella che io... lavoro già da tanti anni, sai che l'ultima volta che sono stata qui abbiamo festeggiato i 40 anni Madonna, di che attività. meraviglia! Ma è una meraviglia. Qua, sai che è una meraviglia, cosa... non so. Certo, qualche nostalgia, oddio, no, non sono proprio nostalgica, ma 40 anni sono tanti, quante storie sono passate. Ma quante belle cose hai fatto in 40 anni. Anche. E poi sai questa, Sì. te l'ho sempre detto, la cosa che ho ammirato di te è stato questo tuo continuo migliorare, assorbire, sì, certo, continuare a nuove ricerche, nuove cose. È il tuo carattere istintivo questo, giusto? Da sempre. Questo è il mio carattere, sono le mie curiosità e i miei desideri, quelli di imparare, quello che non ho potuto fare da ragazza, quando i bambini, poi successivamente vanno a scuola, imparano, sono con gli amici. Io ho cominciato a lavorare, a fare il mio mestiere, cioè la cantante, diciamo, già nelle balere verso i 16 anni, 16-17 anni, e io non ne avevo proprio voglia, volevo fare la ragazza della mia età, volevo avere i miei flirt, le mie amicizie, e ho cominciato per ragioni che sappiamo. Sì. Per cui non c'è bisogno di andare a rivedere tutto il passato. Ma senti, tu dicevi i tuoi flirt e le tue cose. Quando tu hai incontrato Maurizio Corgnati, no? Quindi il papà di Martina, sì, ecco. Io avevo già 20 anni. Già 20 anni. Avevo Già 20 20 anni, ma sì, stai cantavo scherzando? già. Avevo appena vinto il concorso delle voci nuove e ci siamo incontrati a Torino, fra l'altro con una canzone che dopo vi canterò. Bellissimo. E che è stato un incontro molto bello perché quello fu il mio primo disco praticamente insieme a Flamenco Rock. Tu sai che negli anni 60 si Sì, mi andava ricordo. in sala di incisione, cioè non lo so se lo sai, ma io sì, in sala di incisione praticamente una volta ogni 10 giorni a fare un singolo. Sì. Non è come oggi che si preparano per anni e poi si esce con un singolo dopo aver studiato la situazione almeno. miliardi, Ecco, invece 10 giorni e si andava a cantare. Io andavo a Torino, abitavo a Torino e a quell'epoca. E In via qui- Bertola andavi a in via incidere. Bertola, sì, alla Fonicetra, fu la mia prima Esatto. casa discografica. Salutiamo Latini, tra l'altro, che è stato per un sacco di anni. Latini è stato direttore della Fonicetra ultimamente, negli ultimi anni, però bravissimo. No, negli ultimi anni ho cambiato casa discografica, però fu la mia prima casa discografica, quindi a Torino conobbi Maurizio, che fu, a quel periodo era anzi il regista della trasmissione televisiva di Capodanno tra il 60 e il 61 e io cantai questa canzone per la prima volta, fu anche la mia prima apparizione in televisione. Certamente ero un po' diversa, ero molto giovane. Senti, però ma però sì. non Hai mica è un- fatto diverso perché guardate se si può, cioè sei un miracolo della... No, non sono un miracolo. ma sì, lo sono, sei, ma ma sei per una carità. bellezza. Ma cosa vuol dire? Ma sei di quale una bellezza incredibile, Ma non dai, dire non posso sciocchezze. dirtelo ogni 3 secondi, lo sai? no, Lo perché sai? io voglio Guarda, essere brava. Ma sei brava oltre, sei bella e sei brava, Sì, ma tu mi hai sei promesso- stata fortunata. Sono stata fortunata. Nel senso che sei bella e sei brava, per cui... Ma se quando ho cominciato dicevano tutti che ero orrenda. Ma no, perché sai cos'è? Che quando si che ero- comincia, sì. anche a me, quando mi vedono mi dicono ma quanto eri brutto da ragazzo, perché ero proprio- hai il nasone, hai cioè, si cambia, si migliora magari col tempo. si che io non so. migliora col Tu tempo, però, invecchiamo perché, bene. no, perché impari a metterti, a vestirti, eccetera, diventa... Questa è una questione di gusto, non tutte le persone ce l'hanno. Vorresti dire È che la mia innato. cravatta non è... La tua cravatta è una delizia, di pessimo gusto, però è una delizia. Questo è un arcobaleno cioè sono colori Guarda, molto rosa acidi. su rosa, vedi? Sì, no, non so, è rosa su rosa. Poi c'è il questo è giallo. fondo nero. No, ma sono colori acidi. Cosa vuol dire? Io non sono affatto. Tu l'hai fatto appunto, ma sta bene su di te. Io ti regalai una cravatta che non fu riconosciuta. Fallo.
Che non l'hai mai vista? Tu non l'apprezzasti, e poi ci fu quel giorno così un piccolo diverbio con un... Ah, mi un ricordo, ospite. me lo ricordo, sì, mi ricordo. Mi regalai che una cravatta presa da Marinella a Napoli, che era una cravatta l'ho messa la cravatta? L'hai messa, Sì, va ce l'ho bene. messa. Senti, Sì, dimmi. allora, quindi voglio dirti, 20 anni, arrivi con la tua sete di sapere, di guardare tutto, eccetera, incontri Maurizio, no? Sì. Quindi Maurizio ti ha conquistato. Io mi ricordo una cosa bellissima che ha detto lui, giuro che me la ricordo, perché mi ricordo che ufficialmente disse, Milva è una forza della natura, la prima cosa che dichiarò. E tu, era vero che tu avevi questa cosa qui. Quindi la tua... Ero aggressiva perché ero timida. Cioè cercavo di difendermi Giusto. attraverso un'aggressività che in realtà io non avevo, e quindi mi difendevo molto male. Che era più passionalità che aggressività, eri passionale. Ma no, ma una cosa, vuoi essere passionale a 19 Ma lo 20 eri, anni. avevi questa grinta. Avevo questa, sì, lui mi chiamava anche Teppa, Grugno, Muso, non mi chiamava Milva, mi chiamava, se perché ero cupa, ero impaurita e volevo comunque, ero determinata, questo sì. E con Maurizio, insomma, io lo conobbi e dopo 6 mesi ci sposammo. 6 mesi? 6 tu mesi. pensa- Sì. È stata una... Eravamo molto decisi. Che cosa ti aveva conquistato di Maurizio tanto? Dunque Maurizio aveva il doppio dei miei anni, quindi aveva 43 anni, io ne avevo 21 quando ci siamo sposati. Quindi protettivo. La sua cultura, per me, ma bisognerebbe rivederlo quello che era a quell'epoca, cioè un uomo di 43 anni e giovanissimo. Sì. Maurizio era di grande bellezza, era un uomo molto bello, molto interessante, e inoltre era un uomo di grande cultura. Mi interessava tutto quello che sapeva, mi piaceva che lui mi parlasse, perché apprendevo quando lui mi parlava. Era come andare in una specie di università con un solo professore, ed era un professore che mi piaceva molto. Fui io a volerlo sposare, a dire il vero. Ma tu pensa, proprio una... Sì, è stata una anche in questo sono stata determinata. Beh, meno male. no? Ci sono riuscita però. E poi è nata Martina, e poi la nostra vita ha preso una piega diversa, comunque non molto piacevole. Qui io sento sempre un grande rimorso nei suoi confronti, ma oggi Maurizio non è più da diversi anni, quindi ho un ricordo molto bello. Perché ti resta? Perché pensi rimosso? Non credi che comunque in quel momento la vita fosse stata... era così, non c'era via d'uscita probabilmente? Secondo me, se una persona riesce a pensare e a non lasciarsi solamente sopraffare dalle emozioni e quello che crede che sia un amore o sentimenti che tu senti di grande urgenza e non sono così, bisognerebbe soffermarsi qualche volta. Ecco, per me è stato uno dei più grandi errori della mia vita, e di questo ne sono più che convinta. Ma scusa, ma però quando uno viene preso, come dici tu, dai sentimenti e dal suo modo di il cuore è sopravvento, il cuore ti detta delle cose Ma meravigliose. il cuore è un muscolo, il cuore non ti detta niente. Beh, insomma, quello che noi immaginiamo certamente, sia, no? sì, Ecco, il nostro cuore che batte, sì, ecco, è vero che batte più forte quando incontri questa emozione che la tu persona. senti. In fondo, evidentemente, tu, conoscendo te poi soprattutto, che sei una persona che non fa pazzie in genere, cioè valuta tutte le conseguenze, i pro e i contro della vita, insomma, l'affronti in una maniera intelligente. Bene, la tua Maurizio vita. questo da me non lo meritava. Certo, però tu come potevi mettere in bilancio che i sentimenti ti avrebbero portato da un'altra parte, e quindi ti sarai trovata di fronte a una scelta molto precisa? Mi sono trovata davanti a una scelta che oggi non condivido. Se avessi avuto, cioè con il senno del poi naturalmente, Certo. Non l'avrei ripetuto. Non l'avresti questo ripetuto, errore, pensi? No, mi sono pentita. Che cosa avrebbe potuto fermarti secondo te? Adesso che puoi vedere a distanza? La sua comprensione. Avevo cercato che mi capisse, e forse non ci è riuscito, ma questo è normale. Cioè, è difficile capire. È quasi impossibile. Una cosa... Però era la cosa di cui, avendo 28 anni ancora, cioè ancora, voglio dire, certamente a 28 anni si è anche adulti, e evidentemente io ancora non lo ero totalmente, e quindi operai la scelta più facile, e non ho avuto la forza di insistere invece con quello che era la tua vita in quel che era momento. Importante invece l'altra cosa. Comunque non stiamo a rinvangare sempre il passato. Ma non è rinvangare, è talmente bello. Sai, questo non è rinvangare il passato. Sì, ma allora dovremmo essere io e capire... te, ma non credo che il pubblico oramai credo che l'abbiano sentito dire tante volte. No. Da me queste cose? No.
No? Ed è molto interessante invece sapere, perché tu riesci a capire proprio una persona attraverso le sue reazioni a quello e come si giudica nel tempo. Questo fatto, sai che mi piace ancora di più di te? Evidente. Mi piace ancora di più capire che tu riesci a vedere a distanza di tempo quella che allora è stato per te un momento tormentatissimo e quindi una scelta difficile, riguardarla adesso e dire ah, se avessi avuto la forza di... È vero o no? Riuscire a capire anche i propri errori. Io credo che sia invece una cosa... Sai quante persone lo negano o insistono solo per puntiglio? Sono contraria alle persone che negano. Io rifarei tutto quello che ho fatto. Io non lo rifarei. Certo. Gli errori cercherei di evitarli. naturali. Di evitarli. Sì, e naturalmente nella nostra vita gli errori ce ne sono sempre in tutte le vite di tutti gli esseri umani. Senti, parlavi di una canzone, della prima canzone che prima stavi farò dicendo... dopo, come se... La vuoi fare più avanti? La faccio successivamente, però volevo, presentando questo disco che esce in questi giorni in Italia, è un disco dedicato alla canzone francese. Eccola qua, la chanson française. La chanson française, sono 6 grandi cantanti, fra i quali Brel, Becot, Aznavour, Yves Montand, Piaf e Juliette Gréco. Io canto tutto in francese e questo disco verrà, l'abbiamo fatto a Bolzano con l'orchestra Haydn e io questi li devo ricordare perché sono loro che suonano. Tutti gli arrangiamenti sono stati fatti dal maestro Stübner e la direzione d'orchestra è del maestro Koschnik, che è viennese. Questo è il disco che uscirà in questa settimana. Ed è una gran bella cosa. E fra l'altro sono già invitata al Teatro dell'Opera di Roma nel mese di febbraio, quando ci sarà l'incontro con il sindaco di Parigi, perché esiste il gemellaggio Roma-Parigi e sono gemelle come città. E quella sera io presenterò la chanson francese cercando di fare un omaggio al sindaco di Parigi, naturalmente. Io ricordo sempre Chirac come sindaco di Parigi e adesso in questo momento non mi viene in mente il nome del sindaco. Neanche a me, se lo chiede a me riguardo rimane Chirac, che però è Presidente della Repubblica e quindi è una gaffa, ma è così. Adesso, visto che a Roma lo incontrerò, gli chiederò scusa. No, ma non è vero, perché a volte può capitare benissimo una cosa di questo genere. Beh, evidente, Senti, Chirac è stato un sindaco per tanti detto anni niente, ed anche molto importante all'epoca in cui Presidente della Repubblica era Mitterrand e io ero a Parigi in quell'epoca, sì. Senti una cosa, un disco francese con, ho sentito citare praticamente tutte orchestre, diciamo... Haydn è di Bolzano, sì. Bolzano, sì. Ecco, però con questo gusto che è completamente diverso da quello francese, uno spirito diverso, giusto? Beh, dovrebbe, effettivamente sì. Però sono conquistati dalla Francia allora in qualche modo, idealmente. Ma questo ce l'hanno chiesto perché c'è un'altra cosa prevista per il mese di luglio, cioè, il 14 luglio, il giorno della caduta della Bastiglia, cioè della presa, chiedo scusa, della presa della Bastiglia, sì, a Parigi. Allora il prossimo anno con l'orchestra invece francese della Bastiglia, che è il Teatro dell'Opera, il nuovo Teatro dell'Opera si chiama così, io dovrei presentare queste canzoni. Perché hanno scelto un'italiana? Ma appunto, perché evidentemente è amata, no, non per questo. Perché hanno pensato che Becot, Aznavour e Yves Montand, forse una sola cantante avrebbe potuto anche farli, questi 3 autori. Però poi Aznavour, Piaf e Juliette Gréco, sarebbe occorsa forse un'altra cantante. E allora hanno pensato che invece io sarei riuscita a fare tutte e 6 questi autori. Ed ecco che hanno scelto una cantante italiana. Beh, devo dire, questa è un bellissimo, è una gran bella cosa. È una grande soddisfazione. E questo disco mi sta dando delle grandi soddisfazioni. Senti, tu recentemente sei stata a TV Courage, no? Sì. Hai avuto praticamente quando hanno premiato l'eroico pompiere di New York. Questo signore, questo anziano, che lui era stato pompiere, ma quando
è accaduta questa terrificante cosa a New York l'11 di settembre. Possiamo vedere qualche immagine? Ce la fate vedere? Lui è stato premiato in Germania in una trasmissione che si chiama Courage, dove tutti, eccolo, lui è il famoso pompiere in pensione che si vede, eccolo lì. Sì. E io ero così emozionata di averlo al mio fianco. Questo è Carreras, con il quale ho fatto una trasmissione, ho duettato in un'altra trasmissione televisiva e che ci troveremo poi nel mese di dicembre, perché lui è anche stato premiato per tutto quello che fa per la leucemia. Sai che lui è stato malato eccolo, anche un po' segnato, si vede il suo impegno e anche quello che è stato. Eccomi qua fra Ma che meraviglia, sono gli spettatori. Questo è il presentatore, questo ha salvato una bambina e io e il grande pompiere in pensione. Senti, com'era come persona? Beh, sai, ci siamo conosciuti quella sera, ci siamo visti quella sera, ma io ero talmente, era appena accaduto, poi adesso la nostra memoria per fortuna ci dà la possibilità di rivedere, naturalmente, e di andare avanti, ma quel momento ero molto emozionata di avere una persona così anziana che che era già a casa sua, in pensione, non lavorava più, si è messo il berretto in testa ed è tornato. È volato. Bisognava vederlo insieme a Bush, perché è stato sulle prime pagine di tutti i giornali. È stata una bella cosa, è accaduta solamente un mese fa. Beh, guarda, è bellissima questa, devo dire. Senti, allora... Posso ancora dirti una piccola cosa? Hai voglia. Ebbene, nel mese di novembre io debutterò con una nuova opera per l'Arena di Verona. Sì. E questa opera per l'Arena di Verona, quindi la debutteremo invece in quello che è il teatro d'inverno, cioè il teatro che in questo momento non mi ricordo. Come si chiama il teatro? Forse la mia Non lo so, Righello, assistente. lo sai? Il teatro di Verona? Il teatro al chiuso di Verona è il teatro dell'opera, comunque. È un'opera moderna, contemporanea, scritta da Tutino e con il testo di Michele Serra. Michele Serra è il giornalista che scrive su Repubblica giornalmente e ha una rubrica che si chiama La Marca. Cos'è questa cosa? Allora, questa è un'opera pensata, cioè dopo che mi hanno chiesto se volevo essere la protagonista, mi hanno detto è su Peter Pan. E io ho pensato, ma che ruolo potrei avere io? Campanellino non credo, perché non sono più così giovane. Oppure Wendy, no, neanche, era una bambina. Dice no, mi dice, mi telefonò Tutino, che è il musicista e ha già fatto molte opere e ne sta preparando una per la Scala per il 2004 e mi disse no, tu sarai Capitano Uncino. Non ci credo. Sì. Io sarò Capitano Uncino, eccolo sotto. È bellissima l'idea, è molto originale come cosa. Beh, è straordinaria, perché saremo 2 personaggi in tutta l'opera. Che bella! Ma no! L'hai resa perfetta, guarda. Certo. Standing ovation. Perché loro questa canzone la conoscono e la ricordano. Allora, Bertrand Delanoë è il sindaco di Parigi. Bertrand Delanoë, sai che guarda, ce l'abbiamo preso adesso, vedi? Delanoë, ecco, si chiama. Come il paroliere. L'autore che si chiama Delanoë, è scritto in un modo diverso l'autore. Delanoë ha scritto per me diverse canzoni in francese. Una meraviglia. Era straordinario, sì. Sai che questo... Ti ho visto di citare quella canzone che aveva cantato, che cantò Mina, che era Bugiardo incosciente, con il tuo. Sì, ti ho visto che raccontavi, ti ho visto quel pomeriggio, guardato in televisione. Sai una cosa, di questa canzone che tu hai cantato c'è una cosa molto bella. Questa canzone di Milor, no? Quando Georges Moustaki la fece, dissero che aveva ricordato un po' le sue origini. Lui era greco, nato in Egitto. Lo so. E Moustaki era giovanissima e quando scrisse questa canzone praticamente dissero che aveva preso praticamente la Berenice di Racine, perché sul finale la protagonista della canzone, la prostituta, dice ma voi piangete signore eccetera, ed è esattamente la battuta che trovi in Racine la Berenice, perché a un certo punto dice ma voi imperatore signore state piangendo, e quindi hanno fatto questo collegamento dicendo che lui aveva preso le sue radici e le aveva trasmesse in questa canzone che era poi
stato quel trionfo tuo che è stato anche della prima Piaf, naturalmente tutto. della grande Piaf. Avete sentito che cultura? No, è bello, per le canzoni ci portano a questo. Le canzoni. Per fortuna. Adesso stiamo per ascoltare un'altra canzone meravigliosa di un altro grande autore francese di origine italiana che è Nino Ferrer, no? Il grande Nino Ferrer. Io me lo ricordo perché era un grande amante degli animali. Venne qui l'ultima volta che lo vedemmo, poco prima che succedesse la tragedia, venne qui da noi, eccolo qua, Nino Ferrer, ve lo ricordate? Qui era un ragazzino, il re d'Inghilterra, la pelle nera, quanti successi, le telephone, uno più bello dell'altro. Però devo dire, ne parlista molto bella, molto approfondita. Prima lui ha detto di Baudo, eccetera. Io penso che ci sia questa intervista un po' piccantina. Piccante. Piccante, Ma sì. nulla di piccante nella mia vita. Eppure, in questo momento no. Soprattutto. Non ma no, in questo momento sei particolarmente felice invece. Sì, sono molto serena, sei innamorata. Sì, voglio molto bene al mio compagno. Ecco, questo. Tu vuoi che io dica le parole che si dicono nella consuetudine, invece no. Voglio molto bene al professore, sì. Al professore. E questo, sì. Sì, è questo che volevo Che vuoi Roberto. sapere, sì. Sì. E voglio dire, e quindi... Sono dimmi un po' della tua storia sentimentale, noi siamo curiosissimi. Guarda, no, è presto. È presto, certo, per tirare le somme. È presto detta. È presto detta, la mia storia sentimentale è presto detta. Dunque, con un giornaliero che va avanti da 6 anni, per fortuna, in un certo senso, per cui si lavora, sapete, circa 12-14 ore al giorno, praticamente si è agli arresti televisivi. Quindi la vita sentimentale è non esistente, nel senso che cerchi di fare quello che puoi. No, guardi fuori dalla finestra disperato e dici mi butto giù, no, devo andare a lavorare. Richiudi e vai avanti e continui su questa cosa. Però una volta mi è successo, devo dire la verità, faccio una confessione proprio a cuore aperto, una volta mi è successo Giustina, abbiamo passato, è stata una cosa incredibile, è proprio stata una cosa, è durata esattamente, l'abbiamo cronometrato, questo nostro rapporto affettivo, 1 ora e 1 minuto, era quando era cambiata l'ora legale, però è stata meravigliosa. Allora, detto questo, la mia vita affettiva ormai è messa sul piatto, invece adesso sentiamo quella molto piccante tua, come perlomeno l'hai detta Baudo. Vediamola un pochino, vai un po'. Io spero che possano applaudirmi dopo la canzone, perché per me è una prova la canzone. E c'è qualche cosa da certo che prima ti dobbiamo dare un premio. Sei venuta qui perché devi sapere che qui ogni anno diamo un premio alla carriera a personaggi importantissimi e quest'anno toccherebbe a te se tu lo accetti. Accetto con grande gioia questo premio dalla città di Napoli. Mi fa piacere essere a Napoli questa sera e di provarmi con questa lingua straordinaria. E per questo dico sarà un esame. E poi voglio ringraziare il maestro Visco col quale feci questo disco 4 anni fa. Sono già passati 4 anni, maestro, ma lo sto portando in tutto il mondo, quasi. Bisogna avere un po' di pazienza, maestro, qualche nazione ce l'abbiamo ancora da fare. Sì, qualche nazione ancora da scoprire. Da scoprire. Allora, io chiamerei qui sul palco il dottor Giordano, che ti darà il premio, questo trofeo Masino del giudice, fatto dal maestro Enzo Riverso Davoli. Il dottor Giordano è un prefetto, è vero dottore? Buonasera. Buonasera. Il premio dov'è? Eccolo là. È un Pulcinella, naturalmente, sì. C'è scritto a Milva. Vedo. Sì, è scritto abbastanza grande, io sto perdendo un po' delle idiotrie. Devo farlo vedere. Vogliono fare una fotografia. E c'hai anche un'altra, quello però poi te lo facciamo, te lo conserveremo. Grazie. Benissimo. Assertrice ed insigne della canzone nel mondo, qui avete aggiunto un po' di più, giusto. Trofeo Napoli prima e dopo. Allora, bene, questo te lo reggo io. Grazie, attenzione perché grazie, dottor Giordano. Non lo daremo a questa signorina, lei potrà accomodarsi, è molto gentile, grazie. Arrivederla. Grazie. Allora, Milva, facciamo suonare questa meravigliosa orchestra. Vorrei tanto che tu ci regalassi qualcosa e so che ci canti.
È una canzone fra le meno antiche, cioè diciamo si avvicina un pochino più, non ai nostri anni assolutamente, ma forse agli anni 40-50. È una canzone che trovo struggente, anche abbastanza, cioè nella sua drammaticità, anche divertente oggi. Ironica potrebbe anche essere. Si chiama Torna. Milva! Se vogliono da voto in tasti braccia, che la cassia non porta caccia fa. Voglio che sto più, voglio che sta faccia, a dolce di ogni felicità. Suona la vita mia, dimmi per quale via già veni a incontrare. Torna, sto cuore aspetta te. Scendiamo un tango. Torna, che smanietto per te. Torna tu, non ce la siamo più. Cu 100 desideri e malapreva, o specchio da perduto e ruinato. Quando partiste sta ne macchia mia, pensando a tuo potivo capitale. E dimmi chi ti trattiene, dimmi che sue catene a già veni a spezzare. Torna, sto cuore aspetta te. Torna, che smanietto per te. Bravissima, mi sembra che l'esame sia stato superato a grandi voti. Speriamo. Grazie. Grazie a te.
Allora, è finita questa puntata e quindi noi ci rivediamo. Ha vinto Lili Marlene! Bellissimo! Sono molto contento! Veramente! È stata bellissima! Ma è incredibile! Pensate che non immaginavo, perché io vi confesserò una cosa, sai, non l'ho vista la classifica perché la stavano ancora computando ieri, non era finito, quindi c'è stato dei cambiamenti pazzeschi, canzoni che hanno battuto altre e non me l'aspettavo, non immaginavo davvero che fosse arrivata così, quindi è stata una bella sorpresa. Quando si parla sempre di Lili Marlene, a volte dicono ma è una canzone che è legata, essendo legata al periodo della guerra, anche a dei momenti tristi. Non pensavo che avrebbe battuto tutte le canzoni in questa, però a questo punto facciamo una cosa, Eugenia, tu l'hai cantata un sacco di volte. Visto che abbiamo colei che di Lili Marlene è la che facciamo colei che è la prima del mondo, mi piacerebbe Perché lei sì, ma noi poi la canterà naturalmente essendo interpretata. Ma io ti ricordo un attimo solo, ti ricordo che in una delle tue prime trasmissioni di queste trasmissioni io cantai Lili Marlene perché fa parte di un mio disco che si chiama Canzoni fra le due guerre. Sì, è e l'apertura e la chiusura di questo disco. straordinario, devo dire. Quindi Per cui, sono felice allora, anch'io, per me e per te naturalmente. Ok, allora Milva, Lili Marlene, la canzone che ha vinto. Tutte le sere sotto quel fanale presso la caserma ti stavo ad aspettare. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò con te. Lili Marlene, con te. Lili Marlene. Unser beider Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wer wird bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Dammi una rosa da tenere sul cuore, legala col filo dei tuoi capelli tuoi, forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi? Lili Marlene, a chi? Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, lebt mir wie ein Traum dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene,
fa, se riesce mai a trovarlo. Ma dove sono andato? L'hai vista? Ma no. Brava Milva. Beh, Vatti a comincia. fidare degli amici, vatti a fidare degli amici, oh. Vabbè. Claudio, ma che te la prendi a fare? La No, Milva, no, delle tutti, idee teatrali. ma tu ricordi nel cantatutto? Allora Milva, Rigliano, Villa, ci mettiamo d'accordo, facciamo le cose insieme. Ma non c'entra, questa è una cosa più Io giro il seria. mondo, tu giri qua, appena Ma qui la ci sono isola gli ti fa una attori. trasmissione, ma per carità. Ci sono gli attori veri, qua ci sono, c'è Volpi, c'è Carlini, c'è Calindi. Beh, perché io non sono un attore? Ma quando? Ma tu non sai recitare, per te che non ci Ma va insomma smettetela ragazzi, non vedete appena vi lascio solo un momento cominciate ad offendervi fra di voi. Ma è possibile? Temperamento. Insomma, come state? State bene? Stiamo bene, sì. State bene. Tua figlia sta bene? Sta bene, Anche grazie. il mio, anche il mio, tu, sì, anche il mio, fa grazie. piacere. No, mia figlia è piccola, Tu non ancora può essere troppo anche la piccola, fidanzata. sì. Melvina. Ma senti, Martina. ti ricordi i bei tempi? Vedi come sono cresciuto da allora, guarda. già. C'ho anche la camicia nuova per la tua trasmissione, nuova, guarda, è bella. nuova. Senti, ma di che fai adesso? Invece la sua è Tu dell'altro che anno. fai adesso? Vabbè, io giro sempre il mondo, lui molto meno. Ma A Torpignattara è andato a fare una anche tu. Io il mondo. Sì, brava, sei diventata bella, sai. Cioè, lo Figurati. eri già Ma- allora, ma adesso sei proprio che una sciocco. bellezza formidabile, sei anche un po' ingrassato. Non è vero. Lui è sempre uguale, ma Non tu invece... c'entra. Beh, sentite un po', e chi canta per primo? Ah beh, lui naturalmente per ordine alfabetico. Io ci sto, canto. Va bene. Aria, pista, devo recitare. Bravo. Bravo Claudio. Claudio. Bravo Claudio, sei sempre bravissimo. Grazie. Bene ragazzi, ora che avete cantato io vi saluto e speriamo di poterci vedere la prossima volta nel prossimo Cantatutto. No, scusa tanto Milva, sai, ma scusate anche voi altri ragazzi, ma questo settore lo comando io, non so se Sentiamo, canta. No, attore. L'attore. Comunque qua il padrone di casa sono io in questo settore, perciò prima di mandare per il mondo a Rigliano e Villa per ordine alfabetico, Sì? io gradirei che voi faceste un trio cantato. D'accordo, va bene, io ci sto e voi? Bene? Allora, Cosa cantiamo? Una canzone? Sì, una canzone? Una mia, una tua, quale Una facciamo? tua, una mia, impossibile. Una di Villa, naturalmente. Grazie. Allora cantiamo la bandiera dell'amore. Facciamo la Va bandiera. bene? Benissimo, grazie. Oggi ho messo al balcone la bandiera del mio amor. Sto aspettando chi saluti la bandiera del mio amor. E voglio darle tutti i baci che volevo dare a te e le carezze deliziose che volevo donare a te. Oggi ho messo al balcone la bandiera del mio amore. Sto aspettando chi saluti la bandiera del mio amore. E voglio darle tutti i baci che dovevo dare a te e le carezze deliziose che volevo donare a te. Oggi ho messo al balcone la bandiera del mio amore. Sto aspettando chi saluti la bandiera del mio amore e voglio darle tutti i baci che dovevo donare a te e le carezze d'un amore che volevo donare a te. E voglio darle tutti i baci che dovevo donare a te e le carezze
ecco. Ciao Milva! Milva, la Piranna, eccoci qua. Rifai quel ringraziamento, è troppo bello, guarda, questo era un marchio della televisione italiana, veramente, con questi capelli immensi. Milva, Mara è già seduta qui. Volevo farti già da tempo, ma te li ho mandati tramite Paolo. Tanti auguri per il tuo piede. Milva. Queste disgrazie che ti accadono alle gambe. Sempre. Sovente. Ce l'ha qualcuno, ce l'ha con le tue gambe. Evidentemente si in giro con dei cornetti. Comunque stai meglio. Grazie di essere, sto bene. Grazie di essere qui. Oggi è il primo Grazie a giorno che voi. cammina, l'abbiamo vista camminare, Sì, l'abbiamo con un- trasferita per lo studio, ti rendi Sì, conto? ma aveva un sostegno, mi pare. Sì, no? Un bastone. adesso però mi sono seduta, sto bella, tranquilla. E ti vediamo, io ti vedo spesso la domenica Grazie. pomeriggio, perché di solito quando lavoro canto di sera, e per fortuna all'estero, cioè quando sono all'estero, quando sono a Milano, Rai chiaro, Uno, vi vedo a Rai casa. Uno, la vedi. Rai 1 si vede sempre, per fortuna. Grazie a Rai Quindi vi vedo. International e noi salutiamo tutti gli Tutti. italiani che ci vedono davvero in tutto il mondo, Milva, Sì. perché loro quando vedono noi la televisione Questo italiana, lo capisco, loro si sentono davvero un pezzettino Naturalmente. del loro paese lì. Per È cui noi normale vi che sia salutiamo. così. Senti, Sì, Milva, dimmi, allora, caro. guarda, hai visto il E risultato? sai quando è stata l'ultima volta che ho fatto televisione? Sono apparsa in televisione Italiana. nella tua trasmissione, nelle tue trasmissioni a Milano. Mi ricordavo, perché poi sei Solo partita poi via. sono scomparsa, sono stata perché? messa in castigo un pochino. Ma no, ma non è scelta. vero, dice lei, è che non la trovi mai. La Non trovi, è chiami, questa- pronto, Milva, puoi venire? Fammi sentire, Sono a no, Toronto. voglio sentire Vabbè, lei, ma non è lei vero. sono stata messa in castigo. È Sono una stata messa un po' in castigo, no, figurati se non avrei presentato il mio ultimo CD, che è chiaro che mi fa molto piacere, anche perché è stato scritto È la pubblicità, da una ecco qua, grande, l'ultimo CD, da una guarda. da una grande poetessa La Merini. italiana che è Alda Eccola qua. Merini. Milva canta Merini, e figurati se non l'avrei fatto, ma ho avuto qualche difficoltà, Ma perché? forse di pensiero. Perché? Ma Perché no, non la ma si no. pensa. Non è vero, non è vero. Lui salva capricavoli. Per il colore dei capelli. Ma il fatto No. di essere la rossa forse dà fastidio. Questo è il No. momento buono. Fammi vedere, ma sono rossi anche qui i miei capelli. Ragazzi, voi mi fate uno Tu scherzo. Ma no, guarda, qui è una guarda, questione ti di rendi luci, conto? E tu vedi che io non ho i capelli così aranciati No, un po' come di più. appaiono in televisione. No, Un po' di più. un po' meno. Un po' meno. Un po' meno, no, ma qui sono un fuoco. Per quanto io porto dignitosamente Senti. il titolo della canzone che ha scritto Iannacci per me, che era La Rossa. La Ecco, che è una diciamo meraviglia. che- Com'era? La sai accennare, se te la chiedo estemporaneamente? Com'è la rossa? Com'è? Bel pezzo. Natalino, ti ricordi? Accennala, solo accenna, mi La piacerebbe. primavera è anche passata, la pioggia quando viene è andata, povera rossa, fingi l'allegria, ma il disco è di 10 anni, 20 anni adesso Hai visto? È bellissimo! È un po' il suo marchio di fabbrica questo. Senti, È bellissima la questa canzone. La cosa strana tua è che hai questo aspetto Sì. così aggressivo, panteresco, no? Una volta ti chiamavo ancora, panterico. Ce nonostante l'hai. l'età, Ce nonostante l'hai, è vero o no? io No. sia una persona Bella, no, mansueta, no, bella, no, ormai non posso più graffiare. Come no? Stai Come no? benissimo, in grande forma e ti vedo, Beh, sono posso dirtelo? Sì. Da una popolana, friccicarella. Io ti vedo. sono stata. viva. Tu non hai più nulla I della. tuoi occhi, Sei diventata romana. Io ti vedo, Friccicarella. no, friccicarella è napoletana. Ti vedo friccicarella perché tu c'hai questo aplomb bella, elegante, cioè voglio dire, insomma, ti È presenti. un po' il mio stile, io credo Sì. che mi sento così Io a mio però agio. oggi non so niente di te, del tuo privato, Sì. non so nulla, Sì, perché ma io non sono qui per il No, confessionale. no, assolutamente non ti voglio Magari dire niente. in un'altra puntata, perché no? No, però qualcosa. non sappiamo qualcosa- nulla, scusami, non dai. mi interessa. Vabbè. No. Però ti vedo con l'occhietto Vispo. friccicarello. Va bene, Secondo me friccicarello. qualcosa Senti, c'è. appunto, Sì. questa cosa che tu hai, no? Se noi guardiamo Milva, abbiamo questa sensazione, no? Di avere un personaggio che è
molto aggressivo, molto cosa, in realtà deve avere una doppia personalità. Perché? Se tu la vedi parlare, no? È molto tranquilla, molto posata, eccetera, eccetera. Però il rosso dei capelli, lo sguardo, quando canta e quando sta sul palcoscenico. Questa è una ragazza che ha fatto canzoni, Sanremo, la Finlandia, ma anche 14, soprattutto che- Bertolt Brecht, I Sette Peccati Altro Capitali, che- Berio, delle cose, Piazzolla. Piazzolla, delle cose, cioè ha spaziato i film. Vogliamo dimenticare, D'amore si muore, La bellezza di La Ippolito. bellezza di Ippolita con Lollobrigida. E poi ne hai fatto uno anche recentemente, non so dove, se in Germania o da qualche parte hai fatto In Germania ho preso parte a un Heimat secondo. Heimat, quella di Patria, Reich, sì. quella serie di Patria. Però evidentemente il cinema, io lo conosco, lo amo, ma lui un po' meno, decisamente. Ma ti divertivi? Mi conosce Ti meno. piaceva? Ti piaceva? Ti Moltissimo, affascinava? molto. Mi affascina tutt'oggi come spettatrice, naturalmente. Io adoro il cinema, sono anche abbastanza interessata a tutto quello che accade e seguo il cinema. Milva, però, Dimmi. l'abbiamo parlato una volta lungo il telefono. Sì. Lavoro come con Mara, lavoro. Ma il cuore, l'amore, no, l'ultima volta che notte dolenti. No, l'ultima volta che siamo parlati, in televisione parlo. Stavi per sposarti, ti ricordi? Ma Ma veramente? Stava per sposarsi, era lì, diceva sono indecisa, non so, forse l'ha detto come battuta, eccetera. È evidente, no? Io ho avuto, forse c'è un grande affetto con questa persona che è un professore di tedesco. Fra l'altro non sono riuscita, però, per come non ci vediamo mai, a imparare una parola in più di quelle che io già conosco in tedesco. Tant'è vero che appunto è un rapporto che ancora deve trovare lui vorrebbe tanto questo Ancora matrimonio. vive, ancora. Io aspetto, voglio ancora. Perché? Allora c'è. Con calma, certo che c'è. Cioè, c'è sempre un fidanzamento. C'è un uomo da 8 anni. C'è l'amore. Sì. E sei serena, ti ha dato un po' di serenità. All'inizio Roberto mi ha fatto molto ridere e io ne avevo un grande bisogno. Ho trovato che la leggerezza e il fatto di finalmente di non avere delle cose atroci, terribili, piene di sgomento, ridere, ma è stato per me una cosa fantastica. Hai ragione. E mi sono molto divertita con lui. Naturalmente, essendo lui insegnante, insegna in un'università e è stato anche alla Bocconi, credo che ieri avessero un incontro alla Bocconi di Milano e mi ha detto: perché non sei qui? E perché sono a Domenica Inn. Ecco, vedi, non siamo mai insieme. E dico, la stessa cosa vale per me, cioè i miei impegni. Ma tu non farai lo stesso errore in amore Ma che hai non fatto in sarà mica passato. come Albano, anche lui, non siamo mai Delle promozioni e poi ritorniamo qui a Domenica Inn. Intanto non è un cantante, è un'altra cosa. Sì. Bene, allora, sai perché ti ho chiesto di andare lì al piano? Perché parlavamo d'amore, di questa cosa che dura, eccetera, ma tu la componente della gelosia ce l'hai o no nella vita? Ascolta un breve accenno di questa canzone che credo farà piacere anche al pubblico risentire. Vediamo, cantiamola insieme. Prego, maestro. Quattro vestiti, quattro colori, quattro stagioni, un solo amore. Si parlava anche della gelosia durante la canzone. Io sono stata gelosa, sinceramente, se devo essere onesta, effettivamente sì. Io ho provato, ho sofferto la gelosia. Ma hai reagito? Cioè ti sei lasciata trascinare dalla gelosia o no? No, ho sempre reagito trattando molto male e cercando di cioè che mi si desse una spiegazione che fosse plausibile. E se ero gelosa vuol dire che qualche cosa mi era stato fatto. No, certo, ero gelosa certo. così. Certo. Quindi Ma Milva, però tu, ma poi con gli anni però tu naturalmente hai passato tutta la tua vita davanti alle telecamere, davanti ai microfoni, soprattutto in sala d'incisione, davanti al al palcoscenico, eccetera, di tutto. Non pensi che chi ti ama, è vero o no Mara, una persona che ti ama
poi non ti vede mai perché tutto sommato o ti segue nel tuo lavoro e quindi deve ablativamente stare con te, oppure ti perde pian piano. Come si può seguire un artista? Non puoi. Nel privato, quando non è su un palcoscenico. È assai difficile. Io poi l'ho cantato veramente in tantissimi paesi, 23 tournée solo in Giappone, dove ho passato praticamente un periodo lungo della mia vita. Tu pensi che allora la tua professione, l'essere sempre in giro per il mondo, essere anche una donna molto amata, corteggiata, sia stata poi un handicap per la alcune vita delle privata sicuramente sì. Io ho perduto tante occasioni che riguardavano gli affetti, soprattutto perché sono quelli che poi non si vedono. Hai dei rimpianti? Ho dei rimpianti, naturalmente. Non Mia faresti figlia delle quando era cose piccola. per tenerti magari Sì, però in io lo amore? facevo con grande... Trovavo che quella fosse la mia strada. Una volta- certo. Non mi sono mai sentita mammona dire rinuncio certo. in questo momento alla mia... Però è chiaro che oggi, col senno di chi è ormai esperienza, mi dispiace non essere stata presente quando mia figlia era piccola, mi dispiace per i miei compagni, quelli che ho avuto naturalmente, non essere stata sufficientemente, e raramente mi hanno seguita. Devo dire che sono stata sola per molto La tentazione di tradire non ti è mai venuta a questo punto? Perché la solitudine ti porta a questo a un certo punto. Quando ero più giovane, qualche volta sì. Maestro Natale Massara al pianoforte, grazie. Vieni, come no, vieni qua. Grazie. Brava, Brava. Che bella emozione. Sai, c'è una cosa, quando in questo che avete sentito, forse è stato un errore mio. Grazie. No, visto. Questo È molto bello che il pubblico riconosca. Devo dire una cosa, io evidentemente gli anni passano per tutti, passano anche per me, ma devo ringraziare veramente la natura, Dio, mia madre, per la mia voce che per ora non ne risente. Tua mamma canta ancora? Mia madre era mamma, cantante quando era ragazza, era sarda e io da bambina l'aiutavo, però mia madre aveva una voce bellissima e mia madre è viva, ha 93 anni e ha un DNA pazzesco, si chiama Noemi. E mi ha sempre detto, soprattutto da 5 anni a questa parte, Fiola, smetti di lavorare, basta, non lavorare più, basta cantare alla tua età, mi dice, ma mamma mi chiamano. Noemi, ancora una grande voce, Milva, lasciacela ancora, come deve cantare. Senti, Milva, ma questa storia è vero che non ti hanno voluto, quando ti hanno battezzata, non ti hanno voluto mettere il nome Milva? Non te l'hanno voluto mettere? Io sono nata ed ero attesa, questo però è non è una favola, è una realtà, ma l'ho già detto diverse volte, tante volte, forse sarà persone che ne sono un po' venute a noia. Io sono nata bambina, ma mi aspettavano mio padre naturalmente aspettava un maschio. Naturalmente ha detto a mia madre tagli è buona da niente. Non sei sempre capace. colpa delle donne. Naturalmente, mio padre che ne sapeva che lui c'entrava qualcosa. E disse, e allora Venceslao, che era il mio nome pronto, e non poterono metterlo a una bambina. Allora levatrice, visto che mia madre mi ebbe in casa, come a quell'epoca si usava, poi in un paese come Goro, e chiese, ma insomma sta putina, come la chiamiamo? E allora si guardarono i due, mamma e papà, e disse, ma non abbiamo pensato. Lei disse, vi piace Milva? Disse la levatrice di Goro. Va bene, hanno detto sì, ma mio padre è talmente deluso che qualsiasi, anche Genoveffa sarebbe andato bene, cioè voglio dire qualsiasi. E poi sei venuta. E Milva fui, ma il prete di Goro, Don Appiano Guidi all'epoca, che io avevo 1 anno quando però mi hanno battezzata, chissà perché la mia mamma ha aspettato tanto, e mi disse non esiste una Santa Milva. Non possiamo, Noemi, chiamarla, non c'è sul calendario, dobbiamo staccare questo nome in modo che resti Milva, sì, ma stacchiamone, facciamo Maria come la Madonna, quindi io ho un pochino anche di la della Santa parte Vergine, Maria Ilva. e quindi Maria Ilva. Però Maria anche, Ilva hanno anche la tolto parte Ilva. anche la parte sexy, perché ai primi tempi che lei cantava,
il suo manager che aveva le faceva mettere delle imbottiture sotto perché era troppo magra e quindi si usavano le donne un po' opulente. Portavo le calze, no, le mutandoni di mutandoni imbottiti per perché io ero talmente magra e mi chiamava Sabrina. Sì, negli anni 60, tesoro. Erano un po' come me. Avevano tutti un seno come il tuo. Io andai negli anni 60, avevo 18 anni, mi presentai da un impresario di Bologna, il quale mi vide e mi disse: poverina, non la si vede neanche, avevo i capelli cortissimi, a differenza di tutti quelli che ho oggi, e si vede che è un fatto vendicativo oggi, quel fatto di non tagliare più i capelli. Ed ero così magra che mi chiamò, mi disse: io ti ribattezzo, piccola e orribile ragazza, ma con una bellissima voce, Sabrina. Ma pensa, certo. Perché ricordavo la magrezza di questa straordinaria e bellissima attrice che era Audrey Hepburn. Aspetta, però il Sexy l'ha recuperato, vuoi vedere? Con Baudo l'ha recuperato. Guarda il che Sexy. abbiamo la Sta a vedere. Abbiamo chi? Chi abbiamo? Katia Ricciarelli, Adesso l'abbiamo Super Sexy con lei. Sta a vedere. Voglio vedere. Vai, Milva, quando hai fatto. Vai, vediamo un pochino. Ad essere bella tutto il giorno, ogni momento. Beh, è più che una domanda, la considero un complimento. È vero che ti sei rifatta il naso? È una vecchia diceria. E la bocca? Non nemmeno. E la faccia l'hai stirata? Te lo giuro che la mia. Hai paura di invecchiare? Non lo so. Fammi pensare. Milva, pensa d'essere a 100 anni, con la pelle raggrinzita, con il petto un po' accasciato, che si appoggia sulla vita. Signor Baudo, qui mi pare si comincia a esagerare. È così. No. Scusa cara, l'intervista oggigiorno non è niente se non è provocatoria, arrogante, irriverente. Il sesso a luce rossa ti interessa? Mi dà un poco di sgomento. Fai l'amore a luce spenta o a luce accesa? A mezza luce e con grande sentimento. Quante volte a settimana? Oh, viaggio molto, dunque vario. Questo mese, per esempio. Mica faccio l'inventario. Scusa cara, l'intervista oggigiorno non è niente se non è provocatoria, arrogante, irriverente. Senti un po'. Dimmi. Sei innamorata? Sempre sì, di un giovane più giovane di me. E se un giorno ti lasciasse? Cambierei. E com'è che non lo sposi? Questi sono fatti miei. E ora basta, sono stanca. No, tu sei solo imbarazzata. Scusa, un'ultima domanda. Ma tu guarda che giornata, oh! Al Pacino, Dustin Hoffman, Stallone, scapperesti insieme a loro se dovessi un'altra volta innamorarti? Oh! E tu ti scapperesti con Travolta? Che c'entra? Beh, carine molte tante. La domanda è imbarazzante. E scusa caro, l'intervista oggigiorno non è niente. Ah già, se non è provocatoria, arrogante, irriverente. È vero o no, Mara? Hai visto come ha risposto? Hai visto come ha risposto? Questo era un filmato di qualche anno fa. Era il Paradise, no, forse era il palcoscenico, prima del Paradise con la regia di Falqui, di Michele Guardia, Antonello Fai e Molto Baudo carino. Divertente. Molto carino. 25 anni fa. 25 anni fa. 25 anni fa. Parlavano Senti, già vabbè, di sesso a luce rossa, hai sentito il discorso? certo, perché lei lei- diceva ho un amore molto più giovane, se ti lo cambio, cioè voglio dire. Perché lei ha Che non si poteva questa componente. dire questo. Beh, insomma, era cominciava. la realtà anche allora, no? Sì, però sai, c'è sempre stata un po' Senti. di censura, tu lo sai. Invece Quanti- allora mi sembrava bello, vivace. Se tu dovessi fare un binario. Dipende da come si dicono È le vero, cose. è vero, d'accordo Questo con te, è molto d'accordo importante. con te. Anche mettersi dei grandi crocefissi sul Golgota dei nostri seni non mi sembra proprio una Sul cosa. Golgota dei nostri seni? Sì, Non ma- l'avevo cioè, mai sentita. Sai, è Bellissimo. come la montagna dove Cristo, Gesù, anzi,
morì e io non metterei, secondo me è un fatto personale. Sai che censurarono Marlene Dietrich per questa cosa? Davvero? Sì, il Rancio Notorious a un certo punto prendere i soldi, li mette in mezzo al seno e questo si secondo vede me va uno fuori bene. che dice c'è dell'oro tra quelle colline. Hanno tagliato la scena, non si poteva dire questa cosa. Non si poteva. Va bene. E invece era carina.